Lingua blu è un termine che fa paura, ma in realtà è una malattia virale trasmessa da artropodi, da insetti, e che colpisce i ruminanti. In particolare la pecora, perché capra e bovino sono abbastanza resistenti. La pecora purtroppo è una specie che manifesta la sintomatologia più grave e può anche arrivare a morte. Il termine lingua blu è dovuto a uno di questi sintomi, a quello più eclatante, che però non è così facile da rilevare. Generalmente ci sono delle ulcere sulle labbra, sulla bocca, l'animale però presenta una febbre molto alta, può avere problemi respiratori, zoppie e arrivare rapidamente a morte. È una malattia che colpisce nel gregge una percentuale molto varia di animali. Alcuni greggi hanno avuto una mortalità dell'1% e altri invece del 30 e anche più per cento. Quindi gioca probabilmente un forte ruolo l'immunità della popolazione del gregge. I vettori sono dei culicoidi, sono dei moscerini che trasmettono la malattia da un animale all'altro. Purtroppo è una malattia che ha numerosi sierotipi, vale a dire che il virus ha negli anni creato forme di infezione diverse per le quali i vaccini non sono validi al 100%, ovvero si conoscono 27 sierotipi. I più comuni, che perlomeno sono circolanti nelle nostre regioni, sono l'1, il 3, il 4 e l'8. Non esiste un vaccino che prende tutti questi sierotipi, quindi bisogna prima di tutto avere una diagnosi di laboratorio che tipizza il virus e dopo questa conferma si può procedere a vaccinazione. La malattia pochi anni fa era considerata esotica, ovvero non presente nei nostri territori, dell'Unione Europea e dell'Italia. Da alcuni anni si è stanziata, non è più considerata esotica ma endemica. Questo ha delle ripercussioni sul modo di trattare la malattia dal punto di vista della polizia veterinaria. Mentre nel caso di una malattia esotica si procede all'abbattimento e a misure di restrizione molto più forti, nel caso di una malattia endemica si considera focolaio l'allevamento colpito, quindi non più un'intera zona, ma solo l'allevamento, il quale viene sottoposto a restrizioni nella movimentazione. Non possono acquistare, non possono vendere, è concesso però l'uscita degli animali per la macellazione. Questa malattia, questo virus, colpisce esclusivamente i ruminanti, domestici o selvatici, ma non l'uomo. Vuol dire che non è in grado di creare nemmeno un'infezione, cioè il virus non si moltiplica all'interno dell'organismo umano. Un'altra cosa fondamentale da dire è che gli animali colpiti non trasmettono all'uomo tramite carne, latte o prodotti alcunché. Cioè la febbre blu, il cui nome più esatto è febbre catarrale degli ovini, non è una zoonosi, quindi non è trasmessa né dall'animale vivo né dai suoi prodotti. Questa malattia è stata scoperta dai primi del Novecento in Sudafrica e, come dicevo prima, è una malattia che fino a pochi anni fa veniva considerata una curiosità esotica.
Purtroppo da un po' di anni abbiamo a che fare con questo orbivirus, che appartiene a questa famiglia. Nel 2016 avevamo avuto una prima epidemia di febbre catarrale degli ovini, però di un altro serotipo 4. Questa aveva creato problemi soprattutto nella parte bassa della provincia, sul Piave, e nella valle del Piave, la Val Belluna, però con mortalità molto più ridotta. Questa volta abbiamo a che fare con un serotipo diverso, il serotipo 8, che è più aggressivo e sta portando a due novità. Una, questa maggior mortalità, e il fatto che colpisce anche ad altitudini molto più elevate. Abbiamo casi anche di pecore che sono state colpite a 1500 e anche più metri di altitudine. La strategia vincente è la vaccinazione. Il vaccino contro il serotipo 8 è disponibile. Sono già parecchi i greggi numerosi, più consistenti, che hanno vaccinato o stanno vaccinando in questi giorni. Per gli allevamenti più piccoli, il nostro servizio veterinario, la nostra ULSS, ha previsto un aiuto acquistando alcune dosi di vaccino e procedendo alle vaccinazioni. Ha colpito in modo particolare la zona dell'Alpago, molto probabilmente perché già da un mese prima in provincia di Udine erano sorti dei focolai. Attualmente la forte mortalità sta diminuendo, però assistiamo a una diffusione in altri comuni. Sempre però come tipico di questo virus, colpendo una pecora qua, un montone da un'altra parte, senza dilagare all'interno dei greggi in maniera devastante.